In questa mia corsa lungo la Sardegna, in questi anni di impegno, ho incontrato tanti amici anche dall'altra parte del nord Sardegna, dove siamo riusciti a costruire tanti progetti di riscatto anche del nord dell'isola, sapendo che l'unità dell'isola passa anche attraverso la valorizzazione del nord, del sud, dell'est e dell'ovest. E ho incontrato allora il vice sindaco di Sassari, col quale siamo diventati amici, con tanti altri assessori che sono qui, consiglieri comunali di quella esperienza, di quella attuale, e abbiamo costruito insieme a loro l'unità, diciamo così, delle grandi realtà della Sardegna per costruire il futuro della nostra terra. E Giovanni Fadda, attuale vicepresidente del Consiglio Comunale di Sassari, già vice sindaco, grazie Giovanni. Grazie Mauro e grazie soprattutto a tutte le centinaia di persone che sono oggi qua presenti. È un colpo d'occhio spettacolare. Grazie, io devo fare un po' diciamo così, le parti anche dei sassaresi, ai tanti sassaresi e tanti amici della provincia di Sassari che oggi sono qua presenti in questa sala. 3 anni fa, Mauro, tu sei venuto a Sassari, noi uscivamo da un'esperienza inizialmente molto deludente dell'iniziale governo regionale che si aveva aggiudicato le elezioni del 2009 e in quel frangente io, tu sai, avevo appena vinto una cattedra universitaria a Parma. Stavo lavorando a Parma, mi rendevo conto, perché soltanto stando fuori dalla Sardegna ci si rende conto delle grandi differenze in tutti i settori, a partire dalla sanità, io sono un medico, ma anche nei settori dell'agricoltura, nei settori trainanti dell'economia, di quali differenze, di quale gap, di quale ritardo noi sardi viviamo rispetto al resto di regioni fortunate del nostro Paese. E in questa occasione noi avevamo grande speranza in quel governo regionale, però già dai primi passi di quel governo regionale ci siamo resi conto della grande delusione perché molti di noi che si sono candidati in quelle liste regionali e che confidavano in un rilancio della nostra economia, del nostro territorio, dopo i disastri che aveva commesso la giunta di Renato Soro, dopo il blocco del territorio con il piano paesistico regionale su cui tu avevi proposto un referendum di grande importanza che ci aveva visto numerosi già in quell'appuntamento, ma che fu, tu ricordi, anche boicottato da alcune parti del centrodestra. Ecco, in quell'occasione noi avevamo grandi speranze, su un rilancio del nostro territorio, eppure così non fu. Tu venisti a Sassari perché a Sassari c'era il deserto più completo. Il Presidente della Regione non si fece mai vedere, non si è fatto mai vedere prima che arrivassi tu, non si è fatto vedere nemmeno dopo, ancora oggi noi lo vediamo soltanto alla televisione o solo sui giornali, come è successo ieri in occasione di questo purtroppo deludente incidente di percorso, chiamiamolo così, che il Presidente ha avuto e che abbiamo visto ieri. Noi abbiamo creduto subito in quel progetto, noi a Sassari, in provincia di Sassari abbiamo creduto subito nel tuo progetto, un progetto che si riproponeva di sentire tutti gli amministratori locali, di sentirli uno per uno, di spiegargli che la Sardegna può rinascere soltanto se un certo tipo di cultura viene rimosso. Quella cultura è la cultura del clientelismo. Noi non possiamo ancora oggi vedere i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre donne dover andare a pietire un posto di lavoro dal politico di turno cercando di poter ottenere quello che gli spetta di diritto. Noi dobbiamo fare in modo che il nostro popolo, Mauro, si liberi dal bisogno, si liberi da quella gogna che tutti noi abbiamo quando abbiamo necessità di trovare un posto di lavoro, di trovare una sistemazione, una possibilità di poter vedere i nostri sogni realizzarsi. Non possiamo sempre e soltanto rimetterli agli umori del politico di turno. Ecco, questo io credo che sia una politica che noi in cui dobbiamo cercare di credere.
Tu ci hai detto basta accontentare 10 persone, 20 persone, non basta accontentarne soltanto così poco. Noi dobbiamo cercare di accontentare tutti i sardi, dobbiamo cercare di rilanciare tutti i sardi. Mi sono commosso quando ho visto insieme a tanti amici il rewind di tutte le battaglie che tu hai oggi mostrato agli amici, su cui eravamo sempre presenti in prima linea in questi anni. Le battaglie sulla continuità territoriale, che ci ha visto praticamente occupare una nave per fare in modo che il ministro Lupi potesse rivedere il contratto con la Tirrenia. Abbiamo vissuto con te in diretta quella famosa telefonata che hai fatto al ministro Lupi, che si era impegnato a fare questo, e invece poi ci ha girato le spalle su questa decisione che aveva preso. Così come le battaglie su Equitalia, la raccolta delle firme contro la tassazione eccessiva che noi abbiamo vissuto. Noi ti dobbiamo dire grazie, Mauro, grazie perché in questi anni ci hai fatto fare politica. Noi amministratori del territorio, che pensavamo soltanto invece magari a restare rinchiusi nella torre d'avorio, a pensare soltanto agli interessi magari degli amministrati, ci hai fatto capire che bisogna andare fra la gente, che il consenso si ottiene soltanto andando fra la gente. Noi oggi, Mauro, siamo qui numerosi per testimoniarti la nostra vicinanza, il nostro affetto, la nostra stima. Noi vogliamo che da questa riunione di stasera vengano fuori delle scelte importanti, delle scelte che facciano sì che l'unica persona che oggi può rappresentare un'alternativa per lo sviluppo della Sardegna possa scendere ufficialmente in campo, ci possa rappresentare e possa essere il nostro futuro Presidente della Regione, l'unica persona che oggi può rilanciare veramente la nostra isola. Grazie. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni.